benvenuti, buon fine settimana. Questo venerdì siamo insieme a tutti i miei belli di Bella. Welcome, bentornati, Bella Radio, Bella TV. Per i prossimi 60 minuti vi terrà compagnia con un grande artista, una grande voce, un artista che per la prima volta sarà qui insieme a noi per un programma serale proprio per tenerci compagnia e allietarci soprattutto con la sua voce e la sua musica, e sono davvero molto contenta di trascorrere i prossimi 60 minuti insieme a lui. Quindi voglio un forte applauso per il nostro protagonista di stasera, Fabrizio Russo. Buonasera Neri, buonasera a tutti quanti, pubblico di Bella Radio. Grazie. Come stai? Io sto benissimo. Dobbiamo fare una cosa che io non ho fatto e la voglio fare con te. Voglio dare una buona serata al maestro dei maestri, il maestro Tuccio Calogero. Il grande, il numero uno, Tuccio Calogero. Assolutamente. Stasera mi accompagnerà lui. E sono veramente molto felice. Chi lui se non lui? Il maestro. Chi lui se non lui? Nessuno. Ecco, sediamoci, va Fabri. Sediamoci. Anche perché, come ho detto poc'anzi, questa è la prima volta che tu sei con noi in un programma serale. Sì. In un programma dedicato interamente a te, alla tua musica. Sì. E un po' a farti conoscere anche meglio, perché io penso che ogni artista, oltre a farsi conoscere con la musica, è giusto che si fa conoscere anche un po' come persona. Esattamente. Perché i fan e mi sta facendo qualche domanda così? No, io non ne faccio domande. No, io tutto quello che capita, sono una che chiacchiera, lo sai. Lo so. Quello che viene fuori. Però sono sicura che comunque ogni fan, ogni persona che ti segue ha voglia anche un po' di sapere, Fabrizio, oltre cosa c'è dietro l'artista. Esatto, no? Cosa c'è, cosa fa, cosa gli piace fare e tutto il resto. Sì che in 60 minuti non potremmo parlare tantissimo, ma un qualcosa ci sarà. Esatto, soprattutto parleremo anche con il pubblico. Ovvio. Quindi chi ha voglia può chiamare. Certamente. Dai il numero, te l'ho detto io, 095 87 39 658. Bravi, applausi per Fabrizio che sta il nostro numero di telefono. Altra cosa, tra un pochino prenderemo le telefonate. Altra cosa è che abbiamo un ospite stasera, Marco Russello. Esatto. Sì, che l'ho voluto fortemente qua perché è un ragazzo che merita e lo voglio tanto bene. Perfetto, quindi dopo si siederà qui insieme a noi, ci sarà uno sgabellino anche per lui e chiacchiereremo insomma tutti insieme. Dalla regia facciamo come si dice a Catania, un cottigliare. Facciamo un salottino, un salotto. Ecco, tutto quello che ci Saluto immensamente e ringrazio tantissimo il numero uno che è seduto là. Sì. Alessio Ventaloro. Facciamo un applauso per Alessio Ventaloro, nonché il tuo manager. Il mio manager. Un ragazzo anche lui fantastico che veramente, ragazzi, alla portata di mano, sempre. Sì, io ho avuto il piacere di lavorare con lui diverse volte, diverse serate, diversi eventi. Hai scelto bene, Fabrizio. Sì. Aspetta, direi che ci siamo scelti insieme. Stavo per fare questa domanda. Hai scelto tu o ha scelto lui? Tutte e due. Come quando sali sull'altare e dici sì e dici no. Ti voglio come manager, mi vuoi come artista, ti voglio come manager. Bene, dopo mi racconterai anche questo. Poi ci tenevo tanto a salutare un grandissimo amico mio che lui ci sta ascoltando sicuramente, Giuseppe Romano. Certo, lo mando salutiamo. Un grosso bacio a lui e a tutta la sua famiglia, alla piccolina Greta e l'altra figlia sua. Li salutiamo a tutta la famiglia al completo, tutta la famiglia Romano. Tutta la famiglia Romano. E ricordiamo anche che, tra l'altro, oggi, se non avete l'opportunità di prendere la linea, perché sappiamo che sicuramente sarà super intasato, potete iniziare a scrivere nella diretta Facebook, perché dopo prenderemo la diretta e, come sempre, vi saluteremo. Ok? La faremo in diretta. Esatto, la apparirà dietro di noi e vedremo tutti i commenti e li saluteremo a tutti. La diretta nella diretta. Quindi entrate nella pagina di Bella TV e seguite la diretta da lì e scrivete un commentino. Già abbiamo parlato, direi di cantare. Ti posso far ascoltare un pezzo? Assolutamente. 1, 2, 3, 4. Allora, iniziamo con uno. Con quale vuoi aprire stasera? Maestro, apriamo con ci appiccichiamo quasi tutte le sere, pure se ci volimmo non assai bene, facciamo guerra pure che pensiero, però ci amiamo. Non sa c'è buona se tu si rimane, o si rimane, non stiamo lontano, appiccia ancora una sigaretta, parlando di noi.
aggi sbagliato. Dico scusa se io t'aggi trascurato, forse st'amore tu non l'aggi meritato. Tu sei perfetto, sai sono io che l'ho sbagliato, capo che emozioni da s'amore ha regalato. Che sta canzone sperando che capisci bene di tuo cuore. Tu sei per me, tu sei stato sempre l'unico amore. Mi hai fatto vivere speranza, ma poi sapere allora te ma morire. Però ti prego amore, non ci appiccica come più. O sei per me, tu sei l'aria che respira, canci le giornate quando non mi sei vicino. Non mi sono sentito mai così desiderato, tu mi hai voluto pure quando hai sbagliato. O dico scusa se io t'aggi trascurato, forse st'amore tu non l'hai meritato. Tu sei perfetto, sai sono io che l'ho sbagliato, capo che emozioni da st'amore a regalare. O sei per me, tu sei l'aria che respira. Questa era l'aria che respira. E questa canzone? Questa canzone l'ho scritta io. Sì, perché vogliamo ricordare anche questa cosa, Fabrizio, che oltre ad essere artista sei anche autore. Sì, autore dei miei brani. Esatto. E quello pure di quello di Marco. E dopo, quando arriverà, racconteremo com'è nata la insieme, sì. Esatto, mi racconterete. Voglio farti una domanda, perché come oltre che cantare, un artista che scrive anche i suoi brani è sicuramente tutta un'altra storia, no? Esattamente. Perché in base a quello che sente scrive, e quando scrive un brano penso che già nella sua mente immagina il brano realizzato, comunque quello che vuole dare. Cos'è più difficile? Scrivere in determinati momenti, oppure tu sei uno di quelli che non appena... è mai difficile scrivere quando già senti di saperlo fare prima ancora che lo fai. Tu ti butti lì, quando ti arriva, Sì. ti arriva il momento, Non capisco niente ti metti a scrivere e non mi fermo più. ed esce tutta Ed esce la situazione. E questa è una cosa molto bella. Viene dal cuore. C'è mai stato Non è studiato o inventato. è quello che tu provi Quello che io sento veramente. in quel determinato. Sì. C'è un brano tuo al quale tieni particolarmente? Sì. Qual è? Lo senti? No, aspetta, quando ci sarà mi dirai è questo. Va bene. Ok? Quando arriverà dirai è questo. Quando invece scrivi per gli altri, è mai capitato di scrivere, perché appunto come per Marco, di scrivere per qualcuno, hai dato qualche brano che comunque ancora senti tuo? Sì, è capitato. E quando lo ascolti dici, però quel brano magari, forse l'avrei dovuto tenere un po' più stretto. È sempre così. Quando fai una cosa che tu senti veramente che è una cosa importante, che la fai veramente con il cuore, anche se poi dopo la puoi rifare, non sarà mai come la prima volta. Quella è, diciamo, un po' tra Quindi, virgolette l'originale. Esattamente. Quindi un po'. Te ne penti. Ecco, te ne penti, però vabbè dai, alla fine c'è sempre la penna che cammina sola, e sicuramente le storie che Sì. scrivi vengono fuori un po' come poesie, no? Sì, sì. Hai mai raccontato qualcosa di tuo? Proprio tuo? Magari non l'hai mai detto, però quando sai che quella storia ti appartiene. Non l'ho tu, fatto. mai fatto? No. Non sei mai riuscito a mettere... Tu parli della Della tua vita, di un della mia momento vita. tuo particolare, un tuo... che non hai mai detto Una questo... particolarità che non ho mostrato da nessuna parte, tu dici, no? Sì. Non l'ho mai fatto ancora. Non l'hai mai fatto? No. E chissà Fabrizio che qualche Possibilmente. volta non viene Parlerò fuori. di me in una prossima canzone. E però magari non lo dirai, tu saprai che è tua, ma non lo saprà nessuno. Lo dovrò dire io, Se vorrai. se vorrò. Se non vorrai te lo terrai per te e saprai solo tu. Sì, sì. Abbiamo qualche altra telefonata? Cioè, iniziamo con qualche telefonatina, dai, parliamo con il pubblico, rispondi Fabri. Pronto? Pronto? Ciao Fabrizio, Ciao. sono Nuccio. Ciao. Come stai? Poi sei il CD. Vuole il tuo CD, Fabrizio. Vabbè. Saluti Mary che io la voglio bene. Anch'io ti voglio bene, Saluta Nuccio. me qua. Mary, quando mi porti alla radio? Quando finirà il Covid, Nuccio?
importante me la può mettere. Una decina d'anni ancora. Va bene. Con questa situazione che sta camminando dedimi così. una cantona. Ora te la dedica Fabrizio. Ora te la dedico. Vabbè, Ciao, ciao. bello. Ciao Nuccio, ciao. Mua. Mua, un bacione a te. Nuccio vuole il tuo CD, mi raccomando, Va bene. Fabrizio. Sempre 095 87 39 658. 658? Rispondi, va? Rispondi. Pronto? Massimo Fiore sono. Pronto? Massimo Fiore! Massimo Fiore! Ah, colgo l'attimo e fare gli auguri a Massimo Fiore. Finalmente mi avete risposto, il finalmente, tuo- a 3 ore che chiamo. Perché siccome ci sono io e sapevano già che tu dovevi chiamare, Il non tuo- è vero? il Ciao tuo- Fabrizio Russo, ciao Ciao vita mia, Massimo, com'è? tutto bene. Auguri per il tuo Come stai? compleanno, Ciao, grande Mary Milani, un bacio. Un bacio. C'è il maestro Calogero, io non sto accendendo adesso la Sì, è TV. qui, è qui. È qui. Ciao maestro Duccio, un bacio. Ti saluta. C'era il saluto niente. in preventivo e gli auguri in arrivo per il tuo compleanno che Auguri, ieri Massimo Massimo ha festeggiato e gli Cioè, auguri. io ti faciste vecchierebbe, 106 anni, lo quanto hai faccio, fatto? fratello, lo so, 35. 35. 35. Tondi tondi. Ieri ha deciso di festeggiare il compleanno su Bella con tutti i fan che lo ascoltavano, è stato molto molto bello e ti facciamo tanti auguri Massimo. Tanti auguri ancora. È sempre Grazie mille, grande. adesso ho acceso la TV e vi sto vedendo live. Ti ringrazio Massimo. Adesso ti dedichiamo anche a te una bella dedichimi canzone. una bella canzone, Ecco. al tuo solito. Va bene. E ti voglio bene e in bocca al lupo. Anche io, Ciao Mary grazie, Milani, Mary. un Massi, bacio a è tutta stato- la redazione. Devo dire una E al cosa, è maestro Duccio stata Calogero. la telefonata che hai fatto stasera è stata bellissima perché rappresenta quanto tra cantanti ci sia anche una cosa che è molto bella, ovvero Vabbè, ma con Fabrizio l'amicizia. siamo come fratelli, non solo con lui, la maggior parte con i ragazzi. Ed è, Insomma, ed è una cosa molto bella perché Non siamo in tanti, Fabrizio, ma siamo in ragazzo- pochi ma buoni a farlo. è Massimo. Bravissimo, è stato- Fabrizio è un ragazzo che merita, hai capito? Merita tanto, Ti perciò lo ringrazio. voglio bene e l'ho voluto salutare questo è stato un gesto bellissimo, davvero, ma bello. Grazie allora aspetto Massimo. una tua canzone, Patrizio. Va Fabrizio, un bacio, ti voglio bene, vita mia. Un bacio al maestro Duccio Calogero, a te, Mary Milani. Anche a te. Salutami Grazie. Antonella, Ciccio e il mio amico Sonny. Un Ma bacio, sì, ci ti vediamo voglio bene. presto, ti Ciao, vogliamo Massimo. bene. Ciao Gioia. Ciao, 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 ragazzi. Massimo. Ciao. Vedi, quando nella musica c'è l'amicizia, succede questo. Sì. Cosa cantiamo adesso? Non lo so, maestro, piacere tuo? Andiamo a surprise? Andiamo a Vediamo surprise. cosa ci regala il maestro stasera. Preparatevi, che tra un pochino continuiamo anche con le telefonate. E con la diretta soprattutto. Quindi scrivete un commentino se non riuscite a prendere la linea, che noi tra un po' vi salutiamo. Io allungo il brodo perché tanto loro Io se la faccio una chiacchierano. bella cosa adesso. Vediamo che combinano tutte e due. Spero di non sbagliare. Spero che piaccia al pubblico. Una sorpresa. Cosa? Quanti anni che mi sta facendo, tutta bianca è diventata la città. Dio che freddo si congela in quel respiro, riesco a darmi un po'. 25 di dicembre, data che mi fa morire senza te. Cambierebbe tutto questo se potessi fare gli auguri pure a te. Aprirei tutti i regali, fra risate, scherzi e baci insieme a te. Dedicata a te, Massimo Fiore. Quando busserò alla porta, vorrei tanto che la penna te la fa a te. E guardandoti negli occhi potrei dirti anche quest'anno tanti auguri e buon Natale pure a te. Non saprei mai quando mi conosci a passare una vita ma senza di te. Non saprai mai si riduce e soffrire da Natale i piagno per te. Tu non lo sai e per regalare a quel Babbo Natale ho chiesto di te. Tu non lo sai e pagherei, metterei anche una taglia per avere te. Ma festeggi insieme a lui come l'hai fatto con me, cuore a cuore alla sua fuoca a pescare e fare. Tu non lo
sa. Nasce bambino Gesù ma chi muore, son io senza te. Tu non lo sai. Cadi in tu celessa ma non te cade. Chiagni ancora per te. Vorrei morire e non pensare questa vita così complicata con le tue figlie, l'altro l'amore, ma devo accettare, posso più errore, e tu hai ragione. Anche vivere e non farmi male, non fare magia dolce. E diamo un senso a questa vita, Dio perdona i miei peccati, ma chi è più forte di me, io non ce la faccio alla casa. Oggi ho pensato pure, ma scordare, ma coro curo sempre alla scelta. Io non vedo via d'uscita, non la mai parte di sta vita, sto questo ma pensiero, corre sempre quanto sarai tu. Sta diventando tutto un'ossessione, dimmi come ci vivrà così, non ti senti amante vita mia, a me sia sempre importante essere vecchio, se lei come vuole un bambino e per sentirsi più vicino, ma poi non lo posso oh non mi via perché sai già stiamo in uno stretto troppo complicato. Dimmi come ci vivrà così. Ho preso un sacco di conti che al massimo un mese duravano. Erano storie banali che subito poi si cancellano. Non conoscevo le frasi d'amore, quelle nascoste nell'anima. E non pensavo mai di stare male anch'io. Come mi batte il cuore quando fa l'amore senza far rumore, mi manca poi respiro, muori di piacere, ma sono solo attimi. Come mi piace di stringermi a te, vorrei restare la notte con te. È bello far l'amore con le tue parole quasi indecifrabili. Ho voglia di gridare, di spaccare il mare, ma sono solo attimi. Si è fatto tardi, troppo andiamo via, e mo come ci stiamo a morire. Grazie. Che dire? Io mi siedo perché stanca è detta. Fantastico Fabrizio, hai regalato un tris di brani di Vezzosi. Una tripletta del maestro. Meraviglioso, hai scelto 3 brani bellissimi. Secondo me bellissimi perché se è venuta così questa cosa, maestro, facciamo un piccolo Milkshake, io li chiamo i milkshake. I milkshake. I milkshake del maestro Vezzosi. Hai fatto benissimo. Arrivano richieste di saluti?
Perché quando il telefono vibra su Bella Radio c'è qualcuno che vuole essere sempre Massimo salutato. Fiore, attimi nel cuore. Ecco, bacio Massi, Grazie. ancora grande. Allora, dalla regia prepariamo la diretta, poi io è stato molto Grazie, veramente. grazie Sonny. Diciamo non so se ti sei sentito, però si è espresso con un ti sei espresso proprio con il cuore, con il bacio. Così, sì, con la ciliegina sulla ci spacca sta la testa. Ecco, lo diciamo proprio col francesismo di Bella Radio. Dalla regia fatemi arrivare nel frattempo qualche telefonata, grazie, sempre 095 8739 658. Rispondi. Pronto? Voglio parlare con Fabrizio. Pronto? Pronto, sì, chi sei? Come ti chiami? Gaetano, fino a chiaro, volevo parlare con Fabrizio. Gaetano Pronto? Sì, mi senti? Gaetano, ascoltami, sei già in diretta, abbassa il volume della TV perché l'audio in Sì, TV abbassa il volume della TV. l'audio arriva dopo, quindi Aspetta un attimo che lo abbasso. Perfetto, Gaetano. Allora, ce la faremo? Sì, subito, aspetta un attimo. Sì, no, è quello che ho detto prima, perché no, in Se non TV. abbassi il volume della Fabrizio, l'ho TV. abbassato. Ok. Ecco, ascoltaci dal telefono perché in TV l'audio arriva dopo, quindi è Sì. come se ci senti dopo. Sei già in Sì, diretta sì. con noi. Ciao. Ciao Ciao. Fabrizio, Ciao. mi ha fatto piacere vederti lì a Bella Radio. Sono Grazie. io, un sceicco. Sceicco. Oh, Il numero 1, ti voglio bene, ti ringrazio che hai telefonato. Saluto te e tutta la tua bellissima famiglia. Ti voglio bene, ti auguro che tutti i tuoi sogni si realizzano. Grazie, grazie, adesso Sei fortissimo. grazie, ti voglio bene. dedicheremo Un bacio, un brano anche Ora per ti te. dedico un brano a te e tutta la tua famiglia. Lo sai, ti voglio bene. Ci vediamo domani. Un bacio. Ok, ciao. Ciao Gaetano. Ciao, Gaetano. Ciao. Nel frattempo abbiamo la diretta dietro le spalle. Allora, c'è Anna Palminteri che dice complimenti con tanto di applauso. Grazie. A Isa Pau, Sebi Dolce. Scendiamo, Grazie. scendiamo. C'è chi ti manda il 10. Anna Palmieri, Sebi Dolce. Scendi, Sonny, scendi, che qui sono solo disegnini su disegnini, su disegnini. Grazie a tutti. C'è, aspetta, sali, c'è Gero Caldarello che ti scrive grande. Grazie, Gero. Rossella, ma quanto sei bravo a cantare con tutti Ti i ringrazio. 100. Vai, sei grande. Loredana Ranno che scrive bravissimo. Grazie Loredana. Scendi Sonny, salutiamo tutti con un bacione. Grazie a Gioffredi, bravo. Grazie. Anna Palminteri. Scendiamo. Elio Maggiore che ci dà la buona serata. Giusy Boncaldo. Rocco Palmieri che dice siete spettacolari, buona diretta. Grazie. Loredana canta come sia guerra. Ora la facciamo. E poi Gaetano che ti dice sei il numero 1. Grazie, Gaetano. Gero che scrive sei grande Fabrizio. E insomma qui i commenti sono tantissimi. Noi continuiamo a invitare Grazie a tutti. Se non l'avete fatto scrivete nella nostra diretta Facebook che noi vi salutiamo. Posso cogliere l'attimo per fare una cosa? Certo che puoi fare tutto quello che vuoi, è tu lo spazio. Saluto la famiglia Rapisarda, Marcello Mi Rapisarda associo. e Valentina. Un bacio Marcello e Vale. Sto picciriddo qua non esce. Sto vicino, perché pugliamo ancora le cinesi. non le capo. Ah sì, quando? Ma quando è 4 kg, 5 kg? Sta prendendo. Speriamo un che è in piccolo ottima Mattia. salute, l'importante è questo. Ecco, quello sempre. Un bacio perché siamo sicuri che verrà fuori un bello panzerotto. Un bello panzerotte. Ecco, rispondi. Sì, pronto? Buonasera a tutte e due. Buonasera. Lui lo riconosco dal buonasera. Io non lo riconosco. È Rosario da Palermo. Ciao Rosario. Rosario. Ciao Rosario. Come stiamo? Stiamo bene. Tu come stai, Rosa? Ho saputo che sei stato poco bene. L'importante è che adesso Sì, stai... raggiungo Treca perché sono a letto. Però riprendi. Che se già mi sono presa già da martedì, mi sono ripreso un poco, anche mia moglie. Dio, stiamo bene tutte e due. Benissimo, sono contenta. Dai che il tempo passa e tornerete Saluto, attivi. colgo l'attimo per salutare Lucio Sciurba, un amico mio di Palermo e sua moglie e tutta la sua famiglia. Salutiamo tutta Palermo. Salutiamo tutta Io Palermo. sono tutta Catania dove abita Fabrizio. Grazie, Rosa. Ecco. Allora, Gioia, fai i tuoi salutini. Va bene. I miei salutini a mio figlio, mando un grandissimo buonanotte a mio figlio Giovanni, anche della mamma, tutta la famiglia, i suoi sorelli, i suoi fratelli, i suoi cugini, i suoi zie, la sua ragazza,
grandissima anche buonanotte a Cinemanno, Ma le hai scritte a queste cose? Vincenzo, a Totò, a Rosario, a Giuseppe, un buonanotte alla signora Lia, un grandissimo bacione a tutti voi, A tutti. veramente di vero cuore. Grazie. Grazie Rosario. Ma Adesso faccio piacere Fabrizio. di sentire la tua voce in TV, Mary. Sì, sono tornata, un bacio. Ciao. Adesso da Un Fabrizio bacio. faccio dedicare un bel brano a tuo figlio, va bene? E anche a Va te e a bene, tua grazie moglie. Mary, buonanotte a tutte e due, ciao Fabrizio, sei Grazie. grande. Grazie. Ciao ciao. Alla ciao prossima. Rosa, ciao. Alla prossima. Ciao, un bacione. Brano subito. Chiamiamo Marco? Lo vuoi fare arrivare adesso? Sì, sì. E allora, Fa arrivare adesso. così, a sorpresa, senza che nemmeno lui lo sa. Quando mi siedo, la cintura mi sale su e io la devo rimettere giù, perché altrimenti sembro tutta storta. Vieni all'insù. Allora, no, ritorna all'ingiù. Ok. Ciao. Allora, qua c'è Fabrizio che, come appunto abbiamo detto ha detto a inizio puntata, in questo suo primo appuntamento qui su Bella Radio ci teneva particolarmente ad avere accanto a lui un artista, nonché anche sicuramente un grande amico. Un amico. Un grande amico. Un artista, un amico, un fan. Uno di tutto. Un ragazzo che merita tanto e magari quel piccolo di possibilità che dovevo avere io quando ero un po' più piccolo, che non ho avuto. Magari la do a qualcun altro che mi sta veramente al cuore. E questi sono i gesti più belli, quando un artista dà spazio a chi ama la musica e a chi ci crede. Io lo faccio per passione, lo faccio per amore, non lo faccio per architettura o per E si chissà vede, che cosa. si vede. Chiamalo tu. Marco Russello. Marco, sei spento, pigia il pulsantino. Accendi. Tienilo pigiato. Olè! Buonasera a tutti. Devo fare un fuori onda, scusatemi. Cioè, 3 su 3 stasera? Tripletta. Tripletta abbiamo. No, ti giuro, è 3 su 3. Scarico Fabrizio prima di iniziare la puntata. Scarica Mary Milani prima di iniziare la puntata. Gira questo coso. Vediamo. E scarico. È rosso, un vestito rosso. È rosso. Oggi quello che indosso. Marco, scusa, benvenuto, buonasera. Buonasera. Come stai? Come stai? Sì. Passagli questo, come stai? Bene, tutto bene. Intanto volevo ringraziare di cuore Fabrizio che mi ha ospitato in questa sua trasmissione. Lui merita tanto perché per me è come un fratello artistico, ma anche nella vita, perciò lo ringrazio di tutto. Questa è una cosa molto bella, anche perché il rapporto che è nato grazie alla musica tra voi due. Già stato? Sì, abbiamo. Qua siamo iperattivi. Dicevo, il rapporto che è nato grazie alla musica tra voi due È nata una vera amicizia. Esatto, ha fatto sì che arrivasse anche un'amicizia, nonché anche un duetto insieme. Sì. C'è Marco che è emozionatissimo. Nemmeno per Si il vede, si salotto tu vede. mi eri così emozionato. Stasera sei al settimo cielo, ha un sorriso che parte da qui e finisce qui. Questa è una serata speciale perché sono in compagnia con Fabrizio e io Grazie. ci tengo tantissimo a questa cosa. Allora facciamo una cosa. Quindi magari è un po' più nervosetto. Facciamo il duetto insieme, così ti sciogli un pochino. Ovvio. Facciamo ascoltare questo bellissimo brano Sì. che appunto ricordiamo, anche questo l'ha scritto Fabrizio. Sì. Sì. Lo facciamo ascoltare, ce lo godiamo al massimo e poi dopo ritorno e ascolteremo un altro brano. Assolutamente. sì. Andiamo? Tu sto cuore. Andiamo! Tutte molto cantando sta canzone, te che si trasuti in questo cuore, se che per me non sei solo un'amica, sto fame e chi sto realizzare. O te caro Marcuccio questo cuore, non voglio lasciare pulita assai speciale, non bene cattiveria in cuore, e perché sta casa proprio un'emozione. Con me si a cantare, mi sbatte forte il cuore e mi fa emozionare. Solo perché mi va bene che continuo a fare. Dammi un po' di tempo e ti faccio vedere. Non ci credo, Dio bene, tu sai io perché. Non voglio bene che canta solo per passione. Non ci credo. Tieni ragione tu,
fidanzata e non piacere a me. Ma giuro, sei uguale, non tiene cattiveria, rindo cuore. E mo son io che però non è emozione. Quando comincia a cantare mi sbatte per tuo cuore e mi fa emozionare. Solo perché mi voglio bene che continuo a fare senza me fermare. Ancora poco tempo e ti faccio vedere. Non ci credo che per tu sai io perché. A non avere toccando solo per passione. Non ci credo. Tieni ragione tu, ma per colpa qualcuno ha già perso pure la maniera. Non sento più in te. Quando comincia a cantare mi sbatto per tuo cuore e mi fa emozionare. Solo perché mi voglio bene che continuo a fare senza mi fermare. Tieni ragione tu, ma per colpa qualcuno ha già perso pure la maniera. Non sento tu in te bene. Ed io su questo brano voglio dire una cosa, perché Ma ti piace? la prima volta che io l'ho sentito, devi sapere che Marco è venuto al salotto. Sì. Ed era l'anno scorso. Sì, l'anno scorso sono Era prima del periodo estivo, bene o male, Sì, prima sì, dell'estate. Io ho sentito questo brano e c'era lui che quando parlava di te, Fabri, gli occhi suoi lanciavano i cuoricini. Tipo quando un uomo innamorato e lancia i cuoricini, no? E lui per te, infatti gli ho detto, gli vuoi bene? È bello vivere quando sai che c'è qualcuno fuori che ti vuole bene. Esatto, e lui mi ha detto sì, io proprio come artista mi piace, ci tenevo tanto a fare questo duetto insieme a lui e tu gli hai dato proprio l'opportunità e ti ricolleghi. Quella che non ho avuto io, tra Esatto, l'altro. mi volevo ricollegare alle parole che hai detto prima. Sì. E l'hai rappresentato non solo invitandolo questa sera, ma soprattutto prima regalando il duetto insieme. Quindi questa è una cosa molto bella e vi Faccio un meritate applauso. un applauso veramente Grazie, forte grazie, perché siete carinissimi e il gesto che è stato fatto è molto bello. Quindi Marco, cosa cantiamo cosa adesso? può cantare? Cosa può cantare? Che adesso qui è tutto tuo. Farai Facciamo. C'è un po' di aria pulita. Va bene, io vi lascio. Penso che Voi ci vorrebbe. godetevi tutto quello che volete. Aria E voi? pulita. Dedicata alla famiglia Ventaloro. Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore, catutina bambina. Uscite azzurre, un grande piuto, e voglio vivere abbracciato con te. Dei pensieri, dei bicchieri, acqua sincera e suo sapore è tu. Facciamo amore, ci assai, stasera io e te. Tutta vita resto sempre con te. Tuo passato le cancella da me. Già sentito la me, notte per notte l'emozione da me. Sì, bella e carannata, aria pulita finalmente per me. Io ti respiro e tu respiri a me. Ma tutta la vita resta sempre con te. Tutto il passato si cancella da me. Perché mi sono cannato di te. Così per sempre, non zio passaggio, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino, non ti capito, e tu mi porti a dove felice se stai.
Oggi sono stato ancora solo, forse pensate brutte cose chissà. Ma non c'è donna, ti giuro, che è meglio di te. Ho tutta la vita resta sempre con te, tutto il passato si cancella da me. Sì, tu sei di male, La bella già senti con la me, notte per notte l'emozione da me. aria pulita finalmente per me, e tu respiri a me, ma tutta la vita resta sempre con te, tutto il passato si cancella da me, perché sono solo nato. Senza musica, maestro. Bravi, assolutamente ragazzi. Grazie. Siete stati fantastici. Grazie. Bravo Marco, sai che non ti avevo mai sentito cantare live? Ma non avevamo provato, sai? Queste sono le cose che risultano meglio quando Sì. non si prova e quando vengono spontanee dal cuore. Bravi ragazzi. Grazie. Fabrizio lo conosciamo tutti con questa voce che insomma ci... Insomma, mi stai facendo un po' Ciao vecchio, Riva, no? ciao Riva, Vedi che a ciao 100 Riva. anni stai facendo quasi. Quasi 30 anni. Ancora 30 anni? Sei un piccolo fiore che deve spuntare. Io alla mia età sono uno che deve Ma spuntare. da Pricirega però. Sì, Vera. così, belli. Quelli di campo, i fiori di campo, che sono i più belli. E bravo a Marcuzzo. Allora, Grazie. Marco, abbiamo un altro brano, giusto? Sì, certo. Glielo facciamo fare ora Sì, o tra Marco. un pochino? Ora, lo facciamo ora. Lo facciamo cantare? Sì. Lo lasciamo... Qual era il brano? Nessuno mai. Va bene, maestro. Andiamo? Lo lasciamo qua? Io vado. Vai. Io vado. Ti lascio. vai. Torno dopo. Una persa manca un minuto, mi salutate, non ne fatta, ti fatta portare, ti tutto passato, Stivo insieme a te, pure una parte me, che non è mai passata. Non mi appartiene a chi che con te, se te ne è uguale a te. Nessuno mai ti monta tutto quello che te ne passai. Nessuno mai ti può portare un sonno e non ti rende male. Nessuno mai può voler bene a chi non è tuo sogno. Tu non lo sai. Nessuno mai dirà sempre un mondo per vedere tua strada. Nessuno mai non muove mai, se leva tutti assai. Nessuno mai può capire da me, si sa nessuna cosa, poco di te. Grazie. Era nessuno mai. Era nessuno mai. Altro giro, altro brano Giro di meraviglioso. special. Mi metto qua io, va?
Siete molto belli, ragazzi. Ma c'è in previsione domani qualche altro duetto insieme? Ma sai che me l'ha detto prima in macchina? Dice in estate voglio fare un duetto. Detto, poi si pensa, capace di vedere Romane Moro. Oh, però, Fabrizio, devi, insomma, ancora qui sai quante cose si devono fare? Lo so. Ha voglia di strada e soprattutto, e soprattutto tanta carriera artistica, Fabrizio, perché lo merita anche Marco. Marco ancora è arrivato da poco nel campo della musica. Sì, da pochissimo. Ancora un annetto. Diciamo quasi un annetto e mezzo. Esatto, mentre Fabrizio già cavalca l'onda da un po' di tempo, quindi direi che lo merita a 10-100 volte di più rispetto a quello che ha, perché Grazie. meriti tanto, Fabrizio, te lo dico sicuramente, con tutto il cuore. Allora, dobbiamo salutare tutti coloro che ci stanno guardando e voglio ricordare che la replica sarà martedì sera alle ore 21, quindi se siete in macchina magari e ci state ascoltando in macchina o semplicemente ci state guardando su internet, ricordiamo che la replica sarà martedì sera alle ore 21, ok? E da domani saremo nel canale YouTube di Bella TV, ci sarà la puntata. Allora, Marco rimane con noi? Qua seduto? Rimani con noi? Certo. Puoi prendere il caffè, puoi andare, poi ritorni. No. Ti godi lo spettacolo con noi. Allora, Fabri, altro giro, altro brano e poi dopo prendiamo qualche altra telefonata. Cosa va facciamo bene. adesso? Una canzone estiva. Ci sta il movimento? Va bene. Muoviamoci. Andiamo! Arrivi mare, annanza luna, ci facciamo, abbracciamo, ci vogliamo e poi facciamo amore. Da una noia, ma in un minuto, tutte le volte che noi ci incontriamo e ci rammo sti colore. Voglio a te, pure quando sei troppo gelosa, tu mi fai morire, si può fare pace di finta una scusa. Insieme a te, si fa luce pure quando è scuro. Tu per me, si ne frega che non passa mai. Ma come si bella, si ti guarda, ma l'amore sempre più. Te voglio mia, soltanto mia, e rompe di nessuno più. Ma come si a guerra, tu si che la gente suona e sempre campo. A me tormentamento, non ti chiuro niente, non ti saccio più fare mai. La vita mia, e pigliate pure la vita mia. Amore e poesia, per te facessi una pazzia. Anima mia, come da mostrare solo Dio. Tu sei il cuore mio, tu lo sai che se non vuoi ti chiedo. Voglio sentire ancora un profumo tu in gamba stelle. Voglio a te, pure quando sei troppo gelosa. Tu mi fai morire, si può da pace di chiedere scusa. Insieme a te, si fa luce pure quando è scuro. Tu per me, si ne frega che non passa mai. Ma come si bella, si ti guarda, ma l'amore sempre più. Voglia mia, soltanto mia, e rompe di nessuno più. Ma come si a guerra, tu si che la gente suona e sempre campo. A me tormentamento, non ti chiuro niente, non ti saccio più fare mai. La vita mia, e pigliate pure la vita mia. Amore e poesia, non ti facessi una pazzia. Anima mia, come da mostrare solo Dio. Tu sei il cuore mio, tu non sai che si fa moglie mia. Grazie. Questa era Come sia guerra. E ti dirò, Fabrizio, che questo brano a me piace particolarmente perché trasmetti questa passione. Di ballare? No, la passione nei confronti della lei,
però fai muovere il corpo, capito? È normale, no? Ed è una Se cosa non c'è bella. musica, c'era una volta uno che diceva se non c'è musica non si immortalizza la noce. Es veritas, quistas. Comprendo bene ed es veros. Grazie. Ho annebbiato Bella Radio, nel frattempo Mary Milani e il fumo sono amici per la pelle. Se ci vedete un po' annebbiati è colpa mia, non vi preoccupate, ogni tanto pingio un po' in più rispetto a quello che non devo pigiare. Allora, telefonatina? Andiamo. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Con Cinzia. Buonasera. Cinzia. Buonasera. Pronto, Ciao mi sentite? Pipina, ho capito che sei tu comunque. Amore, sì, io sono, la Pipina sono. Chi è Pipina? Pipina. E la conosci? La madrina di Marco sono. Oh, signora, visto che bravo Marco stasera. Sì, sempre, non solo stasera. È emozionatissimo. E volevo fare infatti un bocca al lupo a tutte e due, sia Fabrizio Grazie. sia Marco. Grazie. E non vedo l'ora al prossimo duetto, no? Lo abbiamo già fatto. Il duetto insieme l'hanno già fatto. Forse No, due. il prossimo, Ah, il prossimo nuovo brano, il prossimo Scusi, duetto dico. non avevamo capito. Signora, ci si lavorerà per la stagione estiva, ecco. Sì, infatti, non vedo l'ora, mi raccomando, ragà. Marco dice sempre due frate, no? Che sono come due fratelli. Sì. E così deve continuare. E gli Sì. faccio veramente un bocca al lupo a tutte e due. Grazie, crepi il lupo. Grazie Pipina. Grazie signora Un Cinzia. abbraccio. Grazie. Ragazzi, un abbraccio a voi, mi raccomando. Un bacione Grazie. La strada grande. sarà lunga, ma piano piano si ci arriverà. Assolutamente. È vero, Dai. signora. Un bacione. Un abbraccio, un Una buona bacione a serata. voi. Ciao Pipina, un abbraccio. Buona Buonasera. serata. Buonasera a Arrivederci lei, a tutti, grazie. buona serata. Allora, vediamo qualche altro salutino. Dove eravamo arrivati? C'è Vincenzo e Maria Russello, bravissimi. Sebastiano, Marisa, la Fata, Grazie. bravissimo. Calogero che scrive bravissimo. Grazie. Anna Palminteri, bravi, complimenti. Natali Tornitore, bravissimi. Anna l'abbiamo già salutata con tutti i 100. Angela Sanfilippo che ti saluta, Marco. Ciao, Angela. Angela Amoroso che dice bravissimi. Grazie. Anna, Sebastiano, veramente complimenti, bravi ragazzi. Grazie. C'è Gero che ti saluta. Ciao Gero. Cosimo e Roberta Bonaccorsi. Grazie, Bravo ciao Fabri. Cosimo, ciao Roberta. Natalie, bravissimo Fabrizio. Ilenia Grazie. Dentic che dice bravi. Grazie a tutti. Maria Tiziana Zito, ciao Marco, ti voglio bene, cuore. Grazie Poi anche sempre tantissimi disegnini di tutti i tipi. Ilenia, ciao Marco, con tanto di cuore. Ciao Elenia. Gabriele che scrive bravissimi. Cetti e Gae, bravo Marco. Grazie. Gabriele che vuole essere salutato, Marco. Salutiamo. Ciao Gabriele. Ciao, Gabriele. Un abbraccio grande. E poi dice bravissimi e complimenti. Poi Marco, hai più fan di me. È bellissima questa cosa perché abbiamo tutti i saluti live e È bello, possiamo è salutare in diretta sulla diretta. Allora, sono le 21:49, quindi direi di correre ancora perché sono rimasti gli ultimi 10 minuti e vorrei almeno fare altri 2 brani. Almeno altri 2 voglio arrivare a fare. E allora li faccio? Intanto ne vuoi fare uno dopo l'altro e poi torno? Sì, intanto ne Dai. faccio uno o Come 2. vuoi? Anche 2, fanne uno. Vabbè, intanto vabbè, partiamo con uno. Cosa ci regali adesso? Sempre col maestro. Io farei un applauso al maestro Tuccio perché è fantastico questo. Il numero 1. Non c'è più bisogno che lo dico perché per me già quando E mandiamo un altro bacio grande anche ad la Alessio. sua immagine è più forte del suo nome. È vero. Dicevo, mandiamo un altro bacione ad Alessio Ventaloro Subito. che questa sera Tutta la famiglia Ventaloro, a Silvia, al piccolo, il figlio del mio manager, al papà, ai cugini che gli stanno a cuore, e gli mando un grande saluto e un grosso abbraccio. Va bene, io ti lascio qua, cantiamo con Fabrizio Russo. Stasera siamo così alla grande. Voi mi ricordate quando faccio raccontate che la storia quando ero confuso e non sapevo scegliere fra sti due soldi. Oggi sono deciso ma sono chiamata a Laura e fra 7 mesi con Maurizio tra sempre sposito a chiesa. Troppa di fatica e anche lunatica, si mi piaceva ma non mai decisa. Mi sposo con Maurizio perché assai più dolce, sicuramente la una trova la
posso sposare. A me dispiace ma non ci posso fare niente. Sono deciso ma già sono sposato. Laura lo troverà chiavo pure a sé bene. Maurizio invece non ottiene il suo problema. Da oggi in poi sarò soltanto tuo cognato. E il destino si va scritto già così. Maurizio e Doce sono fortuna cagata. E sono contento che a suo cuore si è sbloccato. E non sta così nasce mi sposo con Maurizio perché assai più dolce. Parlisce a storie che sta amore stinto i sole. Questa era Laura e Maurizio, a Storia di Tesoro, il ritorno. Ora facciamo questa. Praticamente oggi ho fatto più della metà dei brani del grande maestro Gianni Pezzosi, che saluto immensamente e lo voglio bene, lui lo sa. Che scemo io, faccio creduto come tua canna pare cantice. Che mo l'indifferenza tua ma la passa male. Che scemo io, se ti ho perduta la colpa non è stata tua. Amore, La colpa è mia, te vedevo l'ideale, la sposa mia, che scemo io, che scemo io. Taggio creduto, non ti voglio niente pensa, te ne caccia e ritorna. Sei un'immagine che non mi va più campana. Storie che vogliono guiare, faccia guerra con cuore, ma consumo ogni cuore. Ti vede sulla me, faccia rende lontana, tra serie di mano, non mi voglio più dire. Voglio morire per te. So campano sulle ricorde. E ricorde. Zitto. grazie. Molto sentimenti, Diciamo che questa serata è un po' una puntata del cuore, no? Dove C'è qualcuno che mi vuole uccidere? No, io credo che in questo momento sono tutti quanti con gli occhi a cuoricino. Speriamo. Perché allora io penso che la musica, a prescindere dai momenti della vita, ti permette anche di sognare, no? Ti permette di andare nei tuoi ricordi o comunque di immergerti in una fantasia che hai nel cuore. Insomma, quante volte prendiamo le cuffiette, le mettiamo nelle orecchie e sogniamo con la musica. Questo credo che è anche quello che fa un artista quando scrive un brano. Sì. Quando vuole trasmettere un qualcosa. Posso chiederti una cosa? Tu hai momenti della tua vita in cui scrivi particolarmente, oppure sei così, dove ti viene ti viene? Quando cerco di scrivere qualcosa di particolare non riesce mai. Esatto. Quando mi viene l'attimo dove io sono spensierato e magari sto facendo un'altra cosa, mi alzo da fare quella cosa e vado a scrivere la canzone. Hai visto? È vero, queste sono sempre le canzoni più belle. Funziona nascono... a sensazione. Esatto. Ma tu prima ti viene il motivetto in testa o ti vengono le parole? No, prima scrivo le parole e la musica la faccio con il cervello. Hai visto? Non c'è bisogno della tastiera. Hai visto, Fabrizio? Così insomma stiamo cercando di capire un pochino come viene fuori la sua musica. Quanti brani ci sono nel cassetto? 5. Già hai pronto il prossimo che farà? Sì, però non l'ho scritto io il prossimo. Il prossimo no? Ti sei affidato? Sì, mi sono affidato ad Emanuele Marcellino.
che salutiamo da Napoli. Salutiamo. Assolutamente. Quando verrà fuori questo nuovo Germania, brano? no, Napoli. Scusatemi, Germania, io non ci fate caso. Non ti preoccupare. Per i Milani Può in assenza succedere. è successo questo. Quanto tempo tra quanto tempo verrà fuori? Penso in estate. Nel periodo estivo? Sì. Quindi sarà movimentato? Si ballerà. Ok, e questo ci piace. Hai qualche salutino che devi fare? Che ti vedo preso dal telefono? Marcello, Ecco. è tutto ok, a giorni nasce, ti A giorni amo. nasce, bene. Ti amo, Fra. Ti amo. Grazie, anch'io ti amo. Un bacio a J'aime. tutta la famiglia, anche alla piccola Chanel. Gli mandiamo un bacio grande. Poi, Grandissimo. visto che siamo arrivati in conclusura, come dico io, in conclusura, non è né conclusione né chiusura. Tra conclusione e chiusura viene fuori la conclusura inventata da Mary Milano. Mi ero dimenticato la dedica allo sceicco. Dopo te la faccio, Gaetano, Ecco. con tutto il cuore. La vuoi fare adesso, veloce, un brano? Perché Non lo poi so, abbiamo cosa i facciamo, saluti maestro? finali. Per te, sceicco. Andiamo. Sulla nostra spiaggia, mano giusta io tu, giusta sono mare che si fa più blu, soffre pure lui, oh che manco tu, ti amo, pure l'ombre non l'affitto più, è per dolore, che manco tu, sei pure la barista, fa sempre tu il caffè, non si fa capace, che non stai insieme a me. Per te, Gaetano. Direi di sì, la serata delle emozioni questa e dell'amore, bellissimo. Grazie. Quest'altro brano, bravo Fabrizio. Allora, siamo arrivati in chiusura, mettiamoci all'impiedi tutti e tre, alzateci, Sì. alziamoci anche perché ora è l'ultimo brano per chiudere. Facciamo l'ultimo brano per chiudere. Esatto, però prima salutiamo. Marco, tu hai qualche salutino che vuoi fare, qualche ringraziamento? Vai. Sì, allora innanzitutto saluto naturalmente i miei genitori che mi sostengono sempre, oltre nella vita che nella musica, e loro, perciò devo tanto a loro, se non tutto. E volevo salutare anche le mie sorelle e tutti i miei nipotini. Saluto mio socio. Ai saluti. È volata veramente un'ora. E te l'ho detto. Io adesso, Fabrizio, ti lascio i tuoi saluti. Voglio solo ricordare. Sì, io che- saluto. Scusa, Vai. scusa. No, vai. Poi Saluto dopo tutta la mia famiglia, mio fratello, l'altro mio fratello, mia mamma, che non la saluto mai. E direi le mamme sono sempre le prime. Saluto anch'io la tua mamma, guarda. E chi mi vuole bene e chi mi ama. Io saluto anche la mia nonna, ci tengo perché lei si guarda tutte le puntate fino alla fine ed è un amante della musica. Volevo salutare poi anche lo zio Melo. Salutiamo. Zio Melo Fazio, tutta la sua famiglia. Mi associo ai tuoi saluti. Mario, il pilota, come lo chiamiamo noi. Ok. E tutte le persone che Ci hanno ci vogliono guardato. bene, ci hanno guardato. E ci hanno ascoltato. E ci hanno ascoltato Perché non soprattutto. siamo solo in diretta TV, ma ricordiamo che siamo anche in diretta radiofonica. Poi ricordo la replica martedì sera alle ore 21, quindi martedì ci rivedremo insieme. La puntata su YouTube da domani nel canale di Bella TV. Voglio ringraziare il maestro Tuccio Calogero che come sempre è Come sempre, straordinario. numero uno. E un ringraziamento speciale lo facciamo anche ad Alessio Ventaloro. Un bacione sempre. grande al nostro Alessio. E questa puntata si conclude così e chissà. Saluto se pure non- Marcello Rapisarda perché me lo dimenticavo, tutta la sua famiglia nuovamente. Un bacione. 2 volte, non una volta. Ecco, acchiappama stasera. Ciao a te. E così ci salutiamo. Grazie a Marco e Fabrizio Russo. Che ne sai, come muore per te, che ne sai, sto che triste non ne guardo mai, che ne sai, che me fai, si ti sente parlare, che me fai, e sta voce
sa qualcosa, se me la basta buona me la basta non basta, non c'è se vincere per tu cava visa e per comandare accarezzando sti mano che voglia di sentire vicino a me piano piano e si faceva amore ci vorremmo rimane ma non mi fa pensare la prima roba scompare. Buonasera a tutti. a domani e sto capire che me fa manco tempo parlato marai da compagno si muove una vaia Sì. E per tu fa capita ci portate una rosa, si non veramente già sta succedendo qualcosa. se non basta buona me ma basta non basta non c'è sta piccerilla per vero paradiso e per fa capito accarezzando sti mani vicino a me piano piano e si faceva amore ci vorremmo rimane Ma non mi fa pensare che prima la coppa scompare. oh na na na. Saluti a tutti quanti, vi ringrazio di averci ascoltato e guardato. Grazie a tutti. Grazie. Alla prossima.